Identificata la donna uccisa e fatta a pezzi a Valeggio sul Mincio, l'ultimo dell'anno, una marocchina di 46 anni che viveva da anni a Verona, i resti sparsi in un campo, caccia al killer, spunta anche l'ipotesi del rituale. Azzanata al volto dal suo cane mentre giocava con l'animale, paura a Vicenza per una bimba di 16 mesi, la piccola ricoverata d'urgenza e operata, è fuori pericolo. Camion. Capodanno blindato in tutte le piazze principali del Veneto, ma questo non ha frenato le presenze, il sistema sicurezza ha retto, non sono mancati eccessi alcolici e feriti da botti tra questi due bimbi. Camion carico di acido solforico esce di strada e si rovescia su un fosso a Camponogara. Fortunatamente la cisterna non si rompe, il nucleo NBCR è sul posto per travasare la sostanza pericolosa. Raid vandalico in un'azienda agricola sui Colli Eugani, danni ingenti e la morte di decine di migliaia di api nelle arnie distrutte. Si chiamano Samaritani, sono coloro che donano i reni senza sapere chi ne beneficerà. Vicenza al primo posto in Italia tra questi benefattori. È nata all'ospedale di Mestre, si chiama Stella, la prima nata del Veneto nel 2018, stabili le nascite nel nosocomio veneziano, in controtendenza in Veneto dove il dato è invece in calo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, ovviamente buon 2018, è un 2018 che si apre all'insegna della cronaca perché ci sono indagini serrate attorno al terribile, macabro delitto di Valeggio sul Mincio, siamo in provincia di Verona. L'ultimo dell'anno, il ritrovamento del cadavere di una donna fatta a pezzi in un campo. Ebbene, è stata identificata la vittima di questo terribile omicidio, una donna di 46 anni, di origini magrebine, che viveva da 2 decenni a Verona, lavorava come badante, altri lavori saltuari, ovviamente mistero fittissimo sulle cause della morte e soprattutto sul movente. Caccia alla killer e tra le ipotesi anche quella inquietante di un rituale. A pochi chilometri da uno scenario incantevole, l'orrore. A poca distanza, ad una delle mete più rinomate tra i turisti, la scenografia di un film che nessuno vorrebbe vedere, perché reale. Fatta a pezzi, forse con una motosega. È ormai da 3 giorni che i carabinieri cercano di dipanare la matassa di un delitto che ha insanguinato l'ultimo scorcio del 2017 e questo inizio 2018. Il nuovo anno parte con un ennesimo macabro giallo. Chi ha ucciso e perché? Una donna nordafricana di 46 anni, regolare in Italia da 20 anni, che abitava a Verona guadagnandosi da vivere con lavori saltuari, anche come badante. Sono suoi i resti del cadavere trovato il 30 dicembre a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, a poca distanza dai caratteristici mulini della località Borghetto. L'identificazione è arrivata grazie alle impronte digitali rilevate dal medico legale che poi ha eseguito l'autopsia. Da chiarire c'è come la donna sia stata uccisa. Ricostruzione difficile perché subito dopo il delitto l'assassino ha smembrato il cadavere in almeno una dozzina di pezzi sparsi. Uccisa altrove, data l'assenza di sangue sul luogo del ritrovamento, in un campo isolato vicino a un'area dove, è noto, vivono alcuni cinghiali selvatici. Forse il killer ha sperato che gli animali banchettassero con quei resti. E se così fosse, conosce molto bene l'area. Si passano al setaccio le frequentazioni della donna, partendo dalle persone che le stavano più vicine, per arrivare a dare un volto all'assassino. Una vittima che era stata spogliata. Gli unici indumenti ritrovati a Valeggio sono un paio di slippari rosse e blu e dei calzini bianchi. Da qui si è partiti per cercare tracce e dare giustizia alla povera vittima dell'orribile omicidio. Ed ora la paura vissuta da una famiglia di Vicenza quando la loro bimba di 16 anni è stata azzannata al volto dal loro cane. Grave incidente domestico a Vicenza con una bimba di 16 mesi aggredita dal proprio cane che l'ha morsicata al viso. La piccola ha riportato delle profonde ferite che hanno reso necessario un lungo intervento chirurgico plastico nel reparto maxillofacciale. Ora la bimba è fuori pericolo, rimarrà ricoverata per alcuni giorni in chirurgia pediatrica. Stava giocando con il cane quando improvvisamente è stata aggredita. Pronto l'intervento dei genitori che hanno evitato conseguenze ancora più gravi. Nelle prossime settimane i medici decideranno se eseguire un nuovo intervento chirurgico. Prima di parlare adesso del Capodanno e di come è andato il Capodanno nelle principali piazze del Veneto, diamo un'occhiata alla situazione, diciamo, che ha fatto più parlare in questi giorni per quanto riguarda le vacanze, ovvero quello di Cortina. Ovviamente, come sappiamo, le polemiche dopo il 27 dicembre scorso con la nevicata e i blocchi lungo la strada. Poi c'è stato il tavolo in prefettura che ha disposto dei filtri e maggiori controlli e siccome c'è stata ieri, nella giornata del 1° gennaio, una nuova intensa nevicata, non sono mancate ovviamente le
i disagi per chi arrivava a Cortina, e così come detto dal sindaco che vediamo in queste immagini è stato predisposto questa serie di filtri che stanno continuando e sono continuate da parte delle forze dell'ordine per bloccare le auto sprovviste di equipaggiamento invernale. La maggiore criticità era stata riscontrata anche su questo, ovviamente c'è stata anche la polemica sulla questione turisti a numero chiuso o meno, ma come sappiamo il sindaco ha detto no ai turisti a numero chiuso a Cortina, ma chi deve arrivare, chi deve raggiungere Cortina lo deve fare con le catene da neopavimento e con tutto l'equipaggiamento necessario per evitare i disagi che si sono proposti e riproposti in questi giorni. Adesso vediamo invece allora come è andata la festa di Capodanno nelle varie piazze del Veneto. Era un Capodanno, come sappiamo, blindato, molto blindato, le varie rafforzamenti di sicurezza, però il sistema ha retto e non ha spaventato la gente. Allora ci colleghiamo in diretta con il nostro Tommaso Stoppa da Venezia, ci fa il bilancio ovviamente del Capodanno nel Veneto, partendo dal Capodanno più atteso, quello di Venezia. A te Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia. È un bilancio senz'altro positivo quello delle feste di Capodanno nei principali capoluoghi veneti dal punto di vista della sicurezza. Non si sono registrate particolari criticità a partire dall'evento principale, ovvero quello come ogni anno in Piazza San Marco nelle zone limitrofe a Venezia. È andato tutto abbastanza bene e hanno funzionato sia l'idea di decentrare lo spettacolo pirotecnico dalla piazza alla riva degli Schiavoni, che appunto per evitare congestionamenti, e sia le ordinanze da qualcuno contestate contro le bottiglie di vetro e contro gli alcolici. Questo però ha fatto sì che non ci fossero assolutamente problemi sul fronte della sicurezza. Lo stesso si registra in tutte le altre città, a Padova, a Vicenza. A Verona c'è stato qualche ferito, ma feriti parliamo lievi, sono 23 le persone che sono state costrette a ricorrere all'assistenza sanitaria, ma appunto per qualche ustione da botti, ma niente di grave. Un bambino invece di 11 anni è rimasto ferito a una mano nello scoppio di un botto a Loreggia, in provincia di Padova. Il minorenne che è residente a Vicenza si trovava con altri coetanei, stavano facendo esplodere appunto questi petardi, ha avuto delle ustioni, ma la prognosi comunque non è particolarmente grave neanche per gli altri feriti. Si parla di 5 persone in provincia di Vicenza che hanno incontrato questo tipo di problemi. Da Venezia per il momento è tutto, ulteriori aggiornamenti nella prossima edizione dei nostri telegiornali. Stoppa per questo bilancio generale. Lo diceva proprio Tommaso nella sua diretta, tra gli episodi più gravi c'è stato quello di un ragazzino che si è ferito con un petardo, con un botto a Loreggia nel Padovano. Lo vediamo nello specifico come è andata. Un Capodanno che poteva finire in tragedia per un 11enne vicentino che stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno con genitori, zii e nonni a Loreggia. Pochi minuti prima della mezzanotte il piccolo insieme ai parenti stava sparando alcuni petardi quando uno gli è esploso tra le mani. Il bimbo avrebbe sfregato il petardo e poi non avrebbe fatto in tempo a lanciarlo prima che prendesse fuoco. Il bambino è stato portato subito in ospedale a Campo San Piero. Dopo alcune ore di ricovero l'11enne è stato dimesso con numerosi punti di sutura a 2 dita della mano. Nell'incidente sono state informate subito le forze di polizia che stanno cercando di ricostruire eventuali responsabilità degli adulti che erano con il bambino. Anche a Treviso tutto abbastanza tranquillo, c'è stata una presenza ovviamente in Piazza dei Signori, era un'altra Piazza dei Signori blindatissima, c'è stato invece un fuori programma che non c'entrava con il Capodanno, ma una zuffa seguita a una rapina. Rapinato del telefono e poi colpito alla testa con una bottigliata mentre tentava di riprenderselo. La disavventura domenica sera in Riviera Santa Margherita, a Treviso, vittima un ragazzo bellunese di appena 17 anni aggredito da un giovane quasi coetaneo, un 19enne di origini marocchine spalleggiato da alcuni complici. Erano circa le 22 quando il 19enne, residente a Preganzioli, insieme a 2 amici, ha puntato il minorenne che, smartphone alla mano, cercava un locale in cui trascorrere il veglione di Capodanno. I 3 sono scappati velocemente ma senza fare
fare tanta strada, e quando la vittima si è ritrovata faccia a faccia col ladro ne è nata una zuffa, finita con una bottigliata in testa al 17enne, che a quel punto ha estratto di tasca un coltello. Con la città presidiata dalle forze dell'ordine per la notte di San Silvestro, sul posto sono arrivati in pochi istanti carabinieri ed esercito. Il 19enne è stato arrestato per rapina, ma anche il 17enne, medicato in ospedale, dovrà rispondere del porto abusivo del coltello. Un San Silvestro di violenza, ma stavolta non in piazza, non nelle strade, siamo sempre nella Marca trevigiana. Questa è una violenza che si è consumata in casa, a farne le spese ancora una volta delle donne. Capodanno senza botti, ma con tante botte in un'abitazione di Possagno. Complice probabilmente l'alcol assunto nel corso della serata, un uomo di una cinquantina d'anni ha picchiato con un attizzatoio per il caminetto moglie e suocera davanti ai figli minorenni, costringendo i carabinieri ad intervenire. È successo in un'abitazione nei pressi dell'istituto Cavanis. La notte brava si è conclusa con la moglie che è finita all'ospedale, la suocera contusa che è stata medicata dai sanitari del 118 e l'uomo che ha rimediato una denuncia per lesioni personali. Alla base della lite, che ha scatenato l'aggressione per futili motivi, ingigantiti dall'alcol assunto durante il cenone. Erano da poco passate le 3 della notte quando al pronto soccorso è arrivata la telefonata con la richiesta di soccorso da parte di una donna di Possagno. All'arrivo trovano 2 donne in lacrime. Non l'uomo alterato, probabilmente dai fumi dell'alcol, verrà trovato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri mentre vaga per strada con una valigia in mano. Per il cinquantenne è scattata una denuncia per lesioni personali aggravate dall'uso di un attizzatoio da caminetto. Allora parliamo di 2 interventi dei Vigili del Fuoco, entrambi a Camponogara nelle ultime ore. Il più recente, quello avvenuto la scorsa notte, l'impegno dei Vigili del Fuoco dalle prime ore di stamane per il recupero di un auto articolato finito fuori strada in un fossato, un auto articolato che trasportava acido solforico. Da un primo esame le cisterne apparivano integre, questo fortunatamente ha evitato il riversarsi della sostanza pericolosa nel fossato. L'autista avrebbe perso il mezzo del controllo finendo parzialmente fuori dalla carreggiata, come vediamo nelle immagini dei Vigili del Fuoco. Le squadre intervenute da Mira e Mestre, anche con il personale del NBCR, Nucleo Biologico Chimico Radiologico, per un totale di 15 operatori, hanno messo in sicurezza il camion e predisposto tutte le operazioni per il travaso dell'acido su un'altra autocisterna fatta arrivare sul posto prima di eseguire il recupero del bilico che avverrà e sta avvenendo proprio in queste ore sul posto, anche ovviamente le forze dell'ordine per la deviazione del traffico. Ma i Vigili del Fuoco, sempre a Camponogara, erano intervenuti anche qualche ora prima, nella tarda mattinata di ieri, per salvare una anziana da un incendio in un'abitazione a Prozzolo di Camponogara, in via Milo Basso. Un incendio in una legnaia estesosi poi al tetto dell'adiacente abitazione. Una donna anziana è stata soccorsa dal suo 118 per aver inalato ovviamente il fumo. Squadra intervenuta da Mira, Mestre e Piove di Sacco, che sono riuscite a circoscrivere fortunatamente l'incendio, evitando poi l'estensione a tutta la copertura. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di completo spegnimento della legnaia e la messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa 3 ore nel pomeriggio di ieri. Ed ora torniamo alle Padovano, un'altra notizia di cronaca è un raid vandalico che colpisce sui Colli Euganei un'azienda agricola con danni ingenti. Un raid vandalico in piena regola che ha provocato oltre al danno economico anche la morte di un numero di api stimato attorno alle decine di migliaia. È accaduto nei giorni scorsi sui Colli Euganei ai danni di un'azienda agricola gestita da 5 giovani imprenditori. Ad essere prese di mira 3 arnie in località Monterosso delle oltre 20 dell'azienda, rovesciate a terra. D'inverno le api non escono dagli alveari e si stringono per garantirsi calore. Allora parliamo di Federica Pellegrini per delle parole che stanno facendo discutere nel mondo sportivo, ma non solo. Come sapete si parla in questi mesi degli scandali sessuali, delle molestie nel cinema. Il caso Weinstein in America, con anche ripercussioni in Italia. Ci sono state anche delle denunce che stanno facendo discutere. Ebbene, la campionessa, la stella di Spinea, dice: molestere donne ci sono anche nel nuoto. Lo ha detto in un'intervista a Sky. Ci sono nel nuoto anche questi casi, ma non diventano casi eclatanti perché non riguardano atlete famose. Alle adolescenti la campionessa ha consigliato di denunciare subito ogni episodio e poi ha fatto loro un appello: non mandate foto in giro perché non serve a niente.
niente, il vero amore lo troverete tra 20 anni e di sicuro non vi sceglierà per una foto di nudo. Per favore smettete con questo circolo vizioso, questo è l'appello della campionessa, che ovviamente ha lanciato anche questo sasso delle molestie anche nel mondo dello sport e del nuoto, che ovviamente non mancherà di creare polemiche e dibattito in Veneto, ma non solo. Parliamo del 2018, abbiamo visto un 2018 che è iniziato e che, come sappiamo, a marzo porterà alle elezioni, quindi fra pochissimo, praticamente meno 2 mesi o poco più per le elezioni, e ovviamente si fa anche un toto nuovi parlamentari. Allora lo facciamo insieme nel prossimo servizio, parlando di una provincia da sempre generosa per quanto riguarda il numero dei parlamentari mandati a Roma, ovvero la Marca Trevigiana. Onorevole Rubinato, ma lei si ricandida? Nel 2013 io mi sono candidata solo perché lo hanno deciso gli elettori. Oggi invece il Partito Democratico non vuole più fare le primarie e quindi credo che una mia candidatura sia possibile soltanto se il Partito Democratico riconosce l'utilità della mia esperienza di oltre 2 legislature in Parlamento e soprattutto il valore del mio impegno a favore dell'autonomia dei veneti. È uno dei tanti nodi che si stanno intrecciando nella maglia complessa che sono le candidature per il prossimo Parlamento. E nel caso dell'onorevole Rubinato la sensazione è che soprattutto in centro-sinistra trevigiano e veneto le acque siano non proprio tranquille. Tra i nomi nuovi in casa PD si parla dell'attuale vice di Treviso Roberto Grigoletto, ma anche dell'ex sindaco di Silea Silvano Piazza, definiti dei temerari, considerando che una campagna elettorale costa e non poco, mentre il risultato sembra tutt'altro che a portata di mano. Stesso concetto per Liberi e Uguali dell'ex magistrato Grasso, dove pare ci sia più di qualche difficoltà di individuare candidati. Meglio invece per il centrodestra, che punta a fare il pieno di parlamentari, in particolare la Lega, dove tra i nomi in corsa per Roma ci sarebbe il segretario Toni Darè, ma anche il veterano Giampaolo Vallardi, oltre all'ex assessore regionale Franco Manzato, solo per indicare i più accreditati. Nomi relativamente nuovi anche per Forza Italia, con l'ex sindaco di Pederobba Raffaele Barato, che avrebbe dato la sua disponibilità, e un Floriano Zambon che invece gli azzurri vorrebbero premiare con un seggio a Roma. Primi nominativi tra 1000 indiscrezioni per una campagna elettorale che dopo la Befana diventerà incandescente, considerando che il 4 marzo è già alle porte. Adesso la pubblicità, poi parleremo di 2 record nella sanità, il record di donazioni di rene che appartiene a Vicenza e chi ha bruciato le tappe sulle nascite ed è stato a Mestre, fra poco. Rieccoci in studio, prima edizione del telegiornale di Antenna 3, allora parliamo di donazioni di rene nello specifico e di una categoria particolare di donatori, ovvero i samaritani, si chiamano così, cioè coloro che donano il rene senza sapere a chi andrà. Ebbene, a Vicenza c'è il record nazionale. Si definisce samaritana e indica le donazioni di rene fatte a beneficio della collettività. La persona in pratica decide di donare l'organo senza sapere a chi sarà destinato. Dal 2015 a oggi ci sono stati 5 casi in Italia, 2 dei quali a Vicenza, e altri 2 stanno per essere approvati, sempre nel Vicentino, che diventerà così la capitale del nostro paese. Il primo in provincia è stato un fornaio di Villaverla, poi è stata la volta di un perito agrario. In queste settimane invece hanno completato l'iter di esami e sono pronti a donare anche un commerciante e un insegnante di età compresa tra 50 e 60 anni, a conferma della sensibilità dimostrata dai vicentini. Ed è decisamente un altro tipo di record, quello di Stella, si chiama così perché è stata la prima, ha battuto tutti sul tempo, la prima a nascere nel 2018 nella nostra regione, è successo all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Eccola tra le braccia della mamma, è la prima nata del 2018 in Veneto. 4 minuti dopo la mezzanotte, mentre fuori i botti illuminavano il cielo di San Silvestro, qui nell'ospedale all'Angelo di Mestre è arrivata la piccola Stella, illuminando la vita di mamma Stefanie, 30 anni di origine italo-canadese, e del papà Jacopo, 29enne veneziano impiegato alla Veritas. Stella, che pesa 2,950 kg, oltre ad essere arrivata prima di tutti, può vantare un'altra particolarità. La piccola infatti è nata lo stesso giorno in cui 5 anni fa i suoi genitori si erano conosciuti, proprio ad una festa di Capodanno. A gioire, oltre ai genitori e familiari, anche gli operatori del punto nascita dell'ospedale all'Angelo. La signora ha partorito la Stella stanotte, sono felici, noi siamo contenti di questo. La quantità di parti da noi è stabile ormai da diversi anni, abbiamo circa 2000 parti all'anno e questo nonostante il calo
della natalità che si registra in giro. Noi siamo molto contenti che la nostra invece è stabilizzata da tanti anni. Io ho avuto un'esperienza fenomenale, lo staff stupendo, tutti gentili. Complimenti a Stella, complimenti alla mamma e al papà. Continuate come sempre a mandare le vostre segnalazioni dei presepi, lo potete fare come sempre. Natale 2017 il tuo presepe con le modalità che vedete in sovraimpressione, redazione @antena3.it, 0422 023 0898 per mandare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 se voi fate il video e ce lo mandate. Ovviamente c'è ancora tempo per le vostre natività. Adesso, a proposito di tradizioni e di storia, continua il nostro viaggio, come sapete, nella Grande Guerra, e il nostro Lucio Zanato ha scovato tra Macerata sul Piave e Ponte di Piave quelle che potremmo definire le fake news dell'epoca della Grande Guerra. C'erano anche allora, vediamo. Il nostro Natale, compagni italiani, ufficiali e soldati, mentre le orde tedesche hanno trascinato contro di noi ad estremo nostro oltraggio una rappresentanza di quei turchi che noi battemmo a Bengasi, a Tripoli, a Lodi, e a Feltri un colonnello turco e comandante militare della città, e a Udine soldati turchi e bosniaci musulmani bivacano nelle nostre chiese. È l'inizio di uno dei tanti dispacci che venivano letteralmente sparati sulle nostre trincee lungo il Piave, e questo in particolare è stato diffuso giusto un secolo fa, stampato il 21 dicembre del 1917. Fogli testimoni di come si faceva informazione e disinformazione tra i soldati, molto spesso al buio di tutto che non fosse l'orizzonte della propria trincea. Era la propaganda psicologica per buttare giù di morale, diciamo, il morale proprio delle nostre truppe e delle loro truppe austriache. Senta, ma lei dove ha trovato questo? Questo materiale è stato trovato sul Piave, diciamo, diversi anni fa. Qui vediamo ad esempio questa bomba da mortaio, che non è una bomba da mortaio ma è un lanciamessaggi perché c'è un tappo. Era pieno di volantini, questo qua è una lanciamessaggi, diciamo, inglese, lanciato nelle postazioni austriache. In questi volantini in cui si dice praticamente che le truppe austriache stanno perdendo e quindi è meglio che si arrendano. Ordigni che il Piave ha restituito quasi un secolo dopo a Macerata, praticamente integri, permettendoci di conoscere questo aspetto di una grande guerra anche psicologica che si combatteva in tutti i fronti. Gli altri qua sono sempre dei tubi lanciamessaggi, questi qua sono italiani, trovati uno vicino al Molino della Sega e l'altro nella zona, diciamo, di Roncadelle, sempre sul Greto del Piave. In uno di questi due ordini c'era anche una singolare copia di giornale cecoslovacco, che in realtà era stato stampato dagli inglesi, con quelle che potremmo definire le fake news della Grande Guerra. E con le fake news della Grande Guerra ci lasciamo, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Qualche nebbia al mattino, ma migliorerà presto. Il tempo dunque sarà in prevalenza asciutto e stabile ovunque. Vediamo il dettaglio del 2 gennaio. Sul Veneto qualche foschia e nube bassa nella prima parte della giornata, e sarà possibile soprattutto sulle pianure centrali della nostra regione. Soleggiato altrove con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori minimi compresi tra -1 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Locali foschie, nebbie e nubi basse al mattino sulle pianure centro-meridionali, ma in rapido dissolvimento. Ampiamente soleggiato sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, minime tra 2 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento, con il cielo che sarà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, minime tra -1 e 2 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti deboli da nord-est sulle zone costiere e moderati al largo.
Dal meteo è tutto, arrivederci.